Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano, benvenuti anche oggi in una piccola pillola e da come avrete visto dal titolo iniziamo un piccolo percorso insieme di studio sulla radiostesia, quindi questa è la prima lezione base, proprio lezione base in cui spiego alcuni pendolini che potete trovare sicuramente nel mercato e poi andremo avanti con alcuni quadranti radiostesici. Questo non ha niente a che vedere con la radionica, per la radionica vedremo alcune lezioni in futuro. Bene, prima di tutto però vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove il lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico gratuito. Eventualmente al mercoledì sera il vostro Marietto Veneziano sul social Face alle 20:30, appunto ripeto, tiene praticamente un pendolino live di mezz'ora in cui alcune persone possono fare delle domande e con risposte gratuite. Bene, iniziamo questa carrellata di pendoli. Allora, prima cosa che dovete capire è che il pendolino può essere usato in qualsiasi sua forma, un sassolino col filetto di spago oppure quelli un po' più pregiati. Io qui ho i miei 4 cavalli dell'Apocalisse e quello di ametista, vedete, che ho comprato online, quello di ottone col cavetto di cotone, quello fatto da un mio amico, praticamente è una pietra con una catenella della catena del bagno che ho comprato in Duit, e quello di ottone che è per il momento il mio cavallo di battaglia. Questi sono una paletta di pendolini che voi potrete trovare o nei supermercati o nei negozi specializzati, oppure in supermercati intendo di cose specialistiche per pendolini, oppure fatti da voi. Questo ad esempio l'abbiamo fatto noi, io e un mio amico. Questa è una catenella semplice del bagno, di una, come si suol dire, di un tappo di un bagno, no? Quindi vedete che come si dice, le palette sono tante e possono essere diverse. Poi ognuno deve provare quello che si sente più a suo agio, con quale esso si sente più a suo agio in quel periodo determinato della vita. Quindi non esiste un pendolino che vi accompagnerà tutta la vita, ma molto probabilmente esisteranno una palette di pendolini che durante tutto il vostro percorso di lavoro, studio con il pendolino vi assisteranno. Io ad esempio ultimamente uso molto questo solo di ottone, ed è il primo pendolino, oltre al mio pendolino fatto di sasso e corda e di spago che avevo da piccolino, che mi hanno fatto vedere, e quindi mi è rimasto un po' nel cuore. La caratteristica di questo pendolino è che, vi faccio vedere, se si apre, vedete, ha la possibilità di mettere all'interno il testimone. Quando alcune volte alcuni clienti per operazioni molto delicate mi contattano, mi faccio spedire un testimone per essere sicuro di dare la risposta più corretta possibile, e si può chiudere, vedete? Quindi le risposte chiaramente saranno sicuramente più importanti, più precise, per il semplice fatto che sarà più facile seguire la scia energetica. Comunque ci sono radiestesisti che non hanno bisogno di questo, ad esempio si fanno scrivere 3 domande ad esempio su un foglio di carta e spediscono al radiestesista, così che il radiestesista possa seguire una scia energetica. Poi ci sono quelli di sasso e ad esempio come in questo caso qui, di ametista. Poi dipende anche dalle persone che preferiscono il pendolino di ottone col cavo. Chiaramente più il pendolino è pesante e più all'inizio la cosa sarà difficile, per il semplice fatto che la vibrazione che partirà dal gomito dovrà essere più importante e quindi più soggetta a influenze se il pendolino non si sposta. Adesso vedremo alcuni passaggi per incominciare a cercare una pace mentale senza influenzare il pendolino. Quindi io userò il mio pendolino di base, quello che uso sempre, e lascerò stare questi altri 3 che ho usato sempre nella mia vita e continuo a usare per domande un po' specifiche e speciali, diciamo così, per domande. Quindi sposto questi pendolini e prendiamo il classico quadrante radiostesico
che voi trovate nel sito del capitano.altervisto.org e che potete scaricare gratuitamente. Adesso l'importante è riuscire a capire che sulla sinistra abbiamo il sì e sulla destra abbiamo il no, e qui alcune volte succede che il radiestesista riceve anche la risposta che non è il momento di fare quella ricerca o indagine radiostesica. Quindi, prima di tutto bisogna sapere che qui va il testimone. Il testimone cosa potrebbe essere? Generalmente è qualcosa riconducibile a livello biologico al cliente, quindi si prende un pezzettino di unghia, un capello, oppure un pezzettino di ovatta imbevuto di saliva, oppure una foto, oppure il nome e cognome e data di nascita del soggetto scritto su un foglietto di carta, ma l'ideale sarebbe qualcosa di biologico. Quindi iniziamo a fare una domanda. Ad esempio, se oggi c'è il sole, quindi io prendo il mio pendolino, in questo caso qui non metto nessun tipo di testimone, mi concentro. Adesso la via più facile per concentrarsi e per fare il vuoto mentale, prima di tutto bisogna anche ricordarsi di farsi una bella meditazione della stella di Davide prima di iniziare, e questo le trovate nel sito alcapitano.altervista.org oppure nei miei canali di YouTube. E poi bisogna incominciare a respirare profondamente e a incominciare interiormente a dire questa frase: Om. Om. Chiaramente voi la dovete dire internamente, così da riequilibrare le vibrazioni e portare pace interiormente. Quando avrete raggiunto la pace interiormente, cioè nel senso che vi sentite equilibrati e i vostri pensieri non vi influenzano più, chiedete al pendolino se oggi c'è il sole. E vedete che il pendolino vi dice di sì. All'inizio si fanno sempre delle domande semplici, ad esempio come mi chiamo, se abito in questa via, se ad esempio ho una macchina, e voi guardate le risposte che vi dà. Si fanno ad esempio domande molto 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 semplici, banali, no? E così che vedete che risposte che il vostro pendolino vi dà. Ecco, cari amici, per oggi la prima pillola istruttiva di come incominciare ad approcciarsi alla radiestesia il vostro Marietto Veneziano ve l'ha data. Vi ricordo che questo quadrante radiestesico per la valutazione si può scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.altervisto.org o nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!